Amici del basket, la più cordiale buonasera dal Pallaruggi di Imola. È l'ultima giornata interna dell'Andrea Costa, versione 2015-2016, ultima gara interna ma penultima di campionato, ed è la gara in cui Imola arriva con un abbrivio di 3 sconfitte nelle ultime 4 gare e arriva con la possibilità di entrare matematicamente nei playoff. Il problema è che di fronte c'è una delle squadre che alla vigilia del campionato era fra le accreditate per il primo posto finale, poi le cose sono andate diversamente e Verona, la squadra ospite della Tezzenis che attacca in questo momento, dicevamo la Tezzenis si trova proprio al margine della zona playoff tra chi spera di entrare e chi invece rimarrà fuori. Subito il primo commento qui vicino a me da parte di Alessandro Salvini. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio a tutti. Sì, speriamo non un'altra sofferenza come le ultime partite. Imola purtroppo è reduce da un periodo sicuramente non molto positivo. Queste 2 sconfitte consecutive hanno lasciato anche un po' di scorie e qualche problemino a livello di testa, soprattutto per i ragazzi. Verona, come hai detto, è una formazione partita a inizio stagione con ben altre ambizioni. Vedremo questa sera, anche perché entrambe devono ancora entrare dentro i playoff, quindi sarà sicuramente una partita molto tesa. 2-2 il punteggio sul cronometro con 2 di Maggioli e 2 di Michelori. Attacca Imola con il suo quintetto base, il 2 Washington, il 5 Maggioli, l'11 Carvel Anderson, il 17 Norman Hassan, il 43 e Gerardo Sabatini. Ci prova ancora il lungo di Montecchio, l'errore rimbalzo conquistato da Michelori che va a guidare la transizione della squadra ospite con il numero 7 Saccaggi, l'11 è Boscagin, con il 15 Michelori, con il 44 è Ian Miller e con il numero 20 Matteo Da Rossa. Perde palla Verona in transizione, la tripla che entra ed esce da parte di Leonard Washington, il rimbalzo di un attivissimo Michele Maggioli, fallo su di lui. Imola c'è, 2 pari, 8 minuti 17 secondi. Abbiamo visto subito nelle prime 4-5 azioni già alcuni spunti tattici. Sicuramente Imola ha lasciato Boscagin, praticamente gli ha chiuso con Leonard Washington le penetrazioni sulla destra, cosa che lui è sicuramente molto, molto forte. Dalla parte opposta invece c'è stato un paio di problemi, soprattutto a rimbalzo su Maggioli, non è stato fatto il taglio fuori. In questa occasione Michele Maggioli ha potuto beneficiare di 2 tiri liberi. Ricordiamo, Fabrizio, le ultime 2 partite, percentuale liberi di Imola veramente glaciali, assolutamente in senso negativo, cioè 8 su 19 contro Mantova, e anche Legnano non è andato molto meglio, quindi questa sera Imola è attesa da una rivincita anche in questo fondamentale. Palla persa Imola in attacco, Imola che ha messo il naso avanti 4-2 con 4 di Maggioli. Verona un po' di fatica nella gestione di palla, attacca ora con l'1 contro 1 Da Ross contro Norman Hassan, il fallo del giocatore italo-egiziano. Ricordiamo anche che la squadra veronese è squadra di assoluta esperienza, con tanti giocatori che hanno calcato parquet di Serie A e non per un paio di stagioni ma anche per una decina d'anni, come per esempio Michelori che scende nel secondo campionato italiano dopo ben 19 anni di Serie A1. Proprio Michelori riceve con il taglio in pitturato e va a subire il fallo di Gerardo Sabatini. Un'ultima nota per quel che riguarda la squadra veronese della Tezzenis: l'allenatore, quel Marco Crespi, che di esperienza da vendere ne ha. Mamma mia, assolutamente, un allenatore addirittura di livello d'Eurolega. Ricordiamolo, anche un'esperienza molto breve anche in Spagna, per un allenatore con tantissima esperienza, finali scudetto a Siena, ricordiamolo tutti. Non sono certo io che devo dare un parere sulla sua carriera, che è assolutamente importante. Sbaglia il secondo Michelori, che non è propriamente uno specialista dalla lunetta. Michelori, l'abbiamo detto, ha cominciato nel 1996 a Milano, squadra della sua città, e poi non ha più abbandonato la Serie A1, militando oltre che nel capoluogo meneghino a Biella, Cantù, poi Bologna, Caserta e Siena. Proviene
proprio dalla squadra di Caserta, dove ha giocato le ultime 3 stagioni nella massima categoria. 4-3 il punteggio, attacca l'Andrea Costa con Maggioli che si fa largo, forse spingendo. Questo è il giudizio dell'arbitro. Fallo in attacco di Michele Maggioli, che usa troppo il corpo secondo il trio in grigio, non invece secondo il giocatore di Montecchio, che fa cenno: ho usato regolarmente il petto e non la spalla. C'è un buon numero di tifosi veronesi, ricordiamo che Verona, come detto in apertura, è ai margini della zona playoff. Una vittoria, quella di stasera, potrebbe essere fondamentale per la squadra veronese, che ricordiamo è solamente a 4 punti da Imola, 34 per l'Andrea Costa, 30 per la Tezzenis. Sì, si segna poco sino adesso in questi primi minuti. Imola, avete già visto che sta provando ad alternare tante difese, ha allungato un pochino, mettendo un po' più di pressione alla formazione scalizzera nell'ultima azione, e dalla parte sua invece coach Crespi, sulla rimessa laterale dell'Andrea Costa, aveva chiesto ai suoi di mettersi a zona. Utilizzato e cercato con una certa regolarità, Michele Maggioli premia i suoi compagni con 6 punti in fila. Dall'altra parte, attenzione a questo giocatore, Ian Miller, arrivato un mesetto fa per sostituire Cikoko, giocatore dello Zimbabwe che è andato a rimpolpare il roster del Bayern Monaco in Germania. Ian Miller è il giocatore che ha fatto le fortune dell'Auxilium Torino l'anno scorso in Gold, perché la sua addizione ha fatto sì che la squadra piemontese riuscisse a essere promossa in A1. Nel frattempo, gran canestro di Gerardo Sabatini, che è il primo giocatore oltre a Maggioli ad andare a segno per Imola. 8-5 per chi ospita. Dicevamo di Miller, che va al tiro anche in questa circostanza e sbaglia, rimbalza di Maggioli. Miller, che ha cominciato la stagione proprio a Torino, ha trovato meno spazio rispetto all'anno scorso, anche perché il livello della categoria era molto più alto, parliamo di Serie 1 e non di Gold. Ebbene, è arrivato qui in quel di Verona per dare manforte alla squadra che ha dovuto vendere Cikoko. Nel frattempo, gran canestro ancora di Michele Maggioli dai 6 metri. C'è anche il fallo subito dal numero 5 imolese, che andrà a lunetta per il tiro libero Gentile. Mamma mia, quanti tatticismi in queste prime azioni, soprattutto bravissimo Leonard Washington in questo caso a provare la penetrazione. Ci poteva stare anche la penalità già sul suo primo passo, e poi a dare la palla a Maggioli, che è stato, come hai detto tu anche in precedenza, cercato tantissimo. Nel frattempo, Fabrizio, ti anticipo che c'è stato avete visto in televisione uno striscione contro la società. Probabilmente infatti si sentono solamente i tifosi di Verona in questi primi minuti di partita. Probabilmente alla società non gli è piaciuto, chiedo scusa, ai tifosi non è piaciuto come ha reagito ai comunicati di Mantova la società dell'Andrea Costa. (11-7) sull'interferenza fischiata contro Imola sul tiro di Miller. Dall'altra parte il primo squillo forse del giocatore più atteso questa sera, cioè Carvel Anderson, le cui percentuali nelle ultime 6 o 7 partite sono precipitate da 19 punti di media alle 10 punti segnati nelle ultime 6 partite, se non ricordo male la statistica, con percentuali veramente scadenti. Questa sera Carvel è chiamato in una partita molto importante a dare un segnale della sua presenza, come ha fatto per la maggior parte di questa fantastica stagione, dove è stato quasi sempre fra i primi 5 marcatori del campionato. 14-7, Imola si mette a zona e al momento doppia la squadra veronese. Vediamo come reagirà la Tezzenis con calma. Circolazione su linee esterne, è entrato in campo anche il numero 24 Raivonti Rais. Attenzione a Miller che fa ammattire la difesa, si butta dentro, il tiro è scentrato, forse falli su di lui. Imola può andare dall'altra parte, vediamo Sabatini, attacca deciso il canestro, poi si ferma, fuori per Hassan, la tripla in punta di Norman Hassan. Imola 17, Verona 7, tutto semplicemente molto bello. Sì, ora nelle ultime azioni ci sono state delle letture praticamente perfette anche in difesa da parte di Imola. È riuscito a chiudere un pochino le azioni degli avversari di Verona. Da parte sua Verona ha fermato un pochino il gioco e stanno venendo fuori un po' tutti
diciamo i limiti di questa formazione in questa gran parte di stagione regolare che, ricordiamo, si chiude tra 7 giorni. 17 punti segnati da Imola in 5 minuti e mezzo contro la migliore difesa del campionato come quella della Tezenis. All'andata, lo ricordiamo, Imola vinse a sorpresa per 79-71. Ricordiamo anche che soprattutto nel girone d'andata Imola azzeccò un filotto di vittorie esterne considerevole, perdendo solamente in quel di Trieste un ruolino esterno che si è macchiato con le ultime sconfitte, in particolare quella bruciante subita a Castellanza, opera di Legnano, non più tardi di 7 giorni or sono. Imola che tira al momento molto bene dal campo con 4 su 6 da 2 e con il 2 su 3 da 3 punti a fatturare i 17 punti segnati. Dall'altra parte Verona tira con 3 su 8 e soprattutto 0 su 3 da 3 punti. Abbiamo detto della cessione di Ciccoco, era, pensate, il miglior tiratore da 2 del campionato a febbraio, il quarto rimbalzista offensivo e il terzo nelle stoppate. È ovvio che la squadra veronese ha perso tanto con la sua cessione, che era comunque inevitabile perché il Bayern Monaco è squadra che partecipa anche alle coppe. Nel frattempo l'arresto e tiro di Rayvonty Rice, il giocatore uscito da Florida State, mette i 2 punti che spezzano il parziale di Imola, che comunque rimane con 8 punti di vantaggio, lo stesso divario dell'andata al palazzetto veronese. Qui però da 3 punti Imola è indemoniata. Altra tripla, altro giro con il Bengala sparato da Carvel Anderson, 2 su 2 al tiro per il giocatore del Michigan. 20-9, Imola segna in 7 minuti scarsi già 20 punti. Poi però in difesa ci si dimentica di Michelori, che va a sbagliare l'appoggio. Buona fase di Imola che insiste dall'altra parte, decide di andare fino in fondo Carvel, difficile con la mano sinistra, l'errore. Buona interferenza da parte della difesa ospite con il rimbalzo conquistato da Michelori. Dall'altra parte 2 punti segnati ancora da Rice, 4 punti per il numero 24 di Verona, entrato dalla panchina. Evidentemente la tattica di Crespi per dare alla squadra un'addizione in più. Sesto uomo di lusso questa sera, Rayvonty Rice, la guardia classe 92, nativo dell'Illinois. Per lui Summer League estiva con i Chicago Bulls e con Las Vegas. Nel frattempo altri 2 di Michele Maggioli, fin qui praticamente perfetto al tiro. Maggioli è il primo giocatore già in doppia cifra con 11 punti. Dopo appena 7 minuti e 20 secondi Imola doppia ancora la squadra ospite, 22-11. Doppio cambio da ambo le parti. Imola mette in campo Prato e De Nicolao per Hassan e Sabatini. Ingressi in campo anche per la squadra ospite il numero 13 Riccardo Cortese e il numero 8 Ricci, sicuramente ben più esperto il primo, che è Scuola, Fortitudo Bologna. Applausi per Michele Maggioli che va in panchina nonostante gli 11 punti per evidentemente riprendere un po' di fiato. Sì, mancano 2 minuti e 25 alla fine del primo quarto, è normale iniziare a cambiare un pochino le pedine sullo scacchiere, sul parquet. È anche vero che fa un caldo veramente tropicale dentro il Palaruzzi. Qui dove ci troviamo noi magari un po' di meno, ma in campo ho sentito durante il riscaldamento assolutamente sono anche più di 30 gradi. E poi adesso col pubblico che sta iniziando a farsi sentire, soprattutto quello di Verona, perché quello di Imola, ricordiamolo, è ancora in silenzio. Vedremo se nel proseguo si non dico sveglierà, ma inizierà comunque a dare il proprio apporto ai propri ragazzi, come ha sempre fatto. I primi 2 punti di Ricci appena entrato in campo sull'ottimo assist da parte del compagno. 22-13, ovviamente permane il vantaggio Imola. Super difesa su Carvel Anderson che piazza un'altra tripla. Questa volta il tiro finisce lungo e ben 2 giocatori imolesi, 2 entrati, De Nicolao e Prato, si litigano il rimbalzo che finisce oltre la linea perimetrale. Dunque rimessa per Verona. Ticchiò per un altro cambio, fuori Leonard Washington, dentro Francesco Amoni. Cambi dettati effettivamente dal grande caldo che si percepisce in campo.
non solo dal caldo ma anche comunque dalle mosse tattiche degli avversari. Avete visto che gli avversari adesso sono molto mobili, molto piccoli, sotto canestro soprattutto, e ha dovuto mettere comunque Amoni che è un po' più basso, anche perché è stata un'arma che sicuramente, quella di Maggioli, l'hai detto anche tu, è già in doppia cifra. Verona ha sofferto tantissimo. Preti dall'angolo non rifiuta la tripla, il tiro finisce corto, poi torna in difesa Preti, il rimbalzo era terminato proprio da dove aveva scoccato il suo tiro e Ticchi glielo fa notare dopo il tiro: devi seguire il rimbalzo. L'avesse fatto questa sera, in questa occasione, avrebbe recuperato il rimbalzo offensivo. C'è anche Spanghero in campo, giocatore che ha fatto la fortuna di Trento, da dove è partito dalla B1 conquistando la doppia promozione fino ad arrivare in Serie 1. Marco Spanghero, che ha abbandonato la squadra trentina proprio in estate, la scorsa estate, per dare un'addizione importante alla squadra veronese. Certo, rimane sempre un enigma capire come mai una squadra come quella di Verona, con queste individualità e con quegli allenatori in panchina, possa essere solamente ottava. Si dice che spesso le figurine al fantacalcio non sempre fanno i successi delle formazioni. Conta tanto anche il gruppo, conta l'amalgama, conta un pochino come vanno le stagioni, la fortuna e altro. Quindi vedremo. Nel frattempo vediamo che è tornato in panchina anche Carvel Anderson, che si tiene il braccio, che si era fatto male proprio durante la partita contro Mantova. Probabilmente chiedeva ancora il fallo dall'azione precedente. Mancano 45 secondi alla fine del primo quarto, che è scivolato via direi molto veloce. Iniziativa di De Nicolao, che fa tutto molto bene. Poi Preti, invece di aspettare in angolo per la tripla, aveva tagliato verso il canestro. De Nicolao non si è accorto di questo movimento. Palla persa da De Nicolao, anche se la colpa va un po' ascritta a entrambi i giocatori. Si è un po' fermata Imola in attacco, 20 punti segnati in 7 minuti, poi solo 2 negli ultimi 3 minuti, frutto della buona difesa da parte di coach Marco Crespi. Ma non stupiamoci, Verona è squadra a forte trazione difensiva. Ultimo attacco per gli scaligeri di questo quarto, pallone nelle mani di Cortese, poi servito il numero 20 da Ross, che decide di piazzare la tripla, anzi sì, da 3, la conclusione dell'ex Barcellona Pozzoligotto. 10 secondi alla fine del quarto, 22-16, Verona è tornata pericolosamente sotto, gioca col cronometro Sabatini, che però non parte, lo fa ora, lo scarico per Preti, prende un'altra tripla ancora corta. Imola dilapida qualcosa nel finire del primo quarto, che termina con il vantaggio sì della squadra di casa, ma appena di 6 punti, 22-16, con Imola che ha toccato anche il più 11 sul 22-11. Sì, si è un po' inceppato con i cambi l'attacco dell'Andrea Costa, la difesa è andata piuttosto bene da parte di Imola, e finalmente si sente anche un pochino il calore da parte del pubblico dell'Andrea Costa, in sciopero proprio in questo primo tempo. Torniamo alla partita. Sicuramente Imola ha bisogno del proprio pubblico, ha fatto bene, molto bene per 7 minuti, e poi ha avuto un calo dovuto anche ai cambi. Tra l'altro c'è anche un importante gemellaggio fra le due tifoserie, tra Verona e Imola. Sì, adesso si respira un po' più clima da playoff, perché questo fondamentalmente è un anticipo playoff. Imola si gioca la matematica, perché lo ricordiamo, con questa vittoria sarebbe matematicamente fra le magnifiche 8. Verona invece cerca di entrarci un po' così di rincorsa. Playoff che, lo ricordiamo, cominceranno a maggio, con la prima domenica di maggio, ma non andiamo a guardare troppo in là. Rimaniamo su questa partita che Imola deve cercare di fare sua, anche per cancellare la prova di Legnano. Ecco qua, tutti i piedi al Palaruggi, che finalmente comincia a gremirsi anche per l'arrivo degli ultimi ritardatari. 22-16 alla fine del primo quarto.
con Imola che tira con l'8 su 15 totale, dunque superiore al 50%, 5 su 8 da 2, 3 su 7 da 3 con 10 rimbalzi, di cui 4 di un ottimo Maggioli che ha chiuso anche con 11 punti. Dall'altra parte 7 su 15 per la Tefenis Verona che ha appena 6 rimbalzi e 1 su 6 da 3 punti. Comincia ora il secondo quarto, vediamo le formazioni in campo. Per Imola ci sono Preti, De Nicolao, Sabatini, Amoni e Prato. La squadra ospite risponde con Daros, Spanghero, poi c'è Rice assieme al numero 13 Cortese e al numero 8 Ricci. Cortese mette la tripla. Molto divisi i punteggi della squadra ospite, che soprattutto con le seconde linee si rifà sotto 22-19 con un parziale aperto di 8-0 a cavallo fra i due quarti per la squadra ospite. Prato prova a tirare da 7 metri, pallone che gira sull'anello ed esce. Attenzione Imola, perché la squadra ospite si è ufficialmente rimessa in partita. Spinge Rice, va fino in fondo in precario equilibrio. L'errore da parte del giocatore con la maglia numero 24 della Tefenis. Imola va di là con Gerardo Sabatini che fa un po' di slalom, va fino in fondo. 2 bellissimi punti da parte del giocatore cresciuto nella Virtus Bologna. Sì, avete visto che Verona si vuole rimettere in partita, è arrivata solo a tre lunghezze dopo qualche minuto di difficoltà e adesso è tutta da giocare. Sarà sicuramente una partita lunghissima. Vedete adesso Imola deve, se vuole riprovare a riscappare, beneficiare di un altro di questo altro errore al tiro da parte dei veronesi della Scalizzera. Mette la palla per terra Preti e poi va a cozzare contro Daros. Forse fallo in difesa, forse fallo in attacco. Gli arbitri glissano su questo intervento. Si va sulle tacche allora per l'attacco da parte di Ricci, questa ala forte che apre il lato per il tentativo da 3 punti fallito da un buon tiratore qual è Marco Spanghero. Rimbalzo conquistato dalla difesa di Imola, molto presente sotto le planche. Bene così, 24-19. Oh, il buon taglio alto-basso con Amoni però che sbaglia il facilissimo appoggio dopo il cioccolatino scartato da Patrizio Prato. Amoni sbaglia 2 punti veramente facilissimi e dà fiato alle possibilità di recupero di Verona, che da 3 punti comincia a diventare una sentenza. Quinto punto da parte di Ricci, il romano in uscita da Casal Pusterlengo ne mette 3 e Verona torna a -2, 24-22. Sì, questa è una cosa che l'Andrea Costa deve evitare, anche perché Ticchi ha lavorato tantissimo in settimana, soprattutto nel stare attenti nello schermare i loro lunghi che possono tirare da 3 punti, lo stesso Daros, lo stesso Ricci come in questa occasione. Forse un po' troppo turnover per Imola, con praticamente tutto il quintetto base in panchina, eccezione fatta per Sabatini. Attenzione qui la Tefenis con la palla del possibile pareggio, addirittura del vantaggio. Si va con Spanghero che si va un po' a incartare, poi però la buona palla per Daros che la perde. Recupero Imola con Sabatini che in extremis prende il pallone dentro fino in fondo, va De Nicolao, l'errore ma da dietro il fallo di Ricci. Buon contropiede di Francesco De Nicolao. Saranno 2 tiri liberi per De Nicolao, eccolo qua il doppio cambio, fuori Sabatini e Preti, dentro il duo Colored per Giampiero Ticchi, Anderson e Washington in campo per soprattutto rimpolpare un attacco che era diventato sterile. Imola 6 punti in 6 minuti. Anche perché la difesa di Crespi sta prendendo il sopravvento, adesso le alchimie che probabilmente nei primi 5 minuti alla formazione di Verona non riuscivano, adesso sembra che siano entrati in azione. Sbagliato nel frattempo il primo tiro libero da parte di Nicolao, dentro invece il secondo, più 3 Andrea Costa, 7 minuti anzi all'intervallo lungo. Raddoppio di marcatura su Ian Miller che riesce a divincolarsi da Ross, da questi a Cortese che balla su linea di fondo, l'assist sul taglio del lato debole per Rice che pasticcia. Verona è ritornato un po' a pasticciare come faceva all'inizio delle ostilità. Amoni con il tiro aperto, un altro dei tanti tiri aperti per Imola e sbagliati, è un po' il leitmotiv di questa fase del campionato. Miller inventa, si mette in proprio e segna con questa conclusione in precario equilibrio. Sesto di Miller, Verona sempre più vicina, è il minimo svantaggio per la Tefenis dall'inizio della partita, 25-24.
interrotta l'azione imolese sul tentativo di assist di Prato per Amoni. Fallo di Cortese, il giocatore nativo di Cento, l'anno scorso ad Avellino, ma tanta panchina per questo giocatore che in estate ha dichiarato di avere molta fame di tornare protagonista e trovare continuità. Lui che ad Avellino 7 anni fa, nel 2009, aveva trovato per la prima volta spazio nei massimi palcoscenici, lui che come detto era cresciuto nella Fortitudo Bologna. Qui nel frattempo c'è un fallo sul tentativo di correzione volante di Leonard Washington, il fallo combinato al numero 15 Andrea Michelori. Saranno 2 tiri liberi per Leonard Washington. Dicevamo di Cortese, cresciuto nella Fortitudo, poi per lui esperienze a Cecina, Brindisi, Matera, Avellino, Veroli, poi Pistoia e Avellino, una carriera dipanata soprattutto negli ultimi anni nei massimi palcoscenici italiani. Lui che è un classe 1986. Fa 1 su 2 solamente Leonard Washington. I liberi, Alessandro, un altro tema importante. Imola anche nelle ultime partite ha tirato molto male dalla linea. Sì, alla fine rischia di pagarli sia come testa e come paura, e poi soprattutto riesce di pagarli anche come punteggio, soprattutto in quelli di Mantova. 11 tiri liberi, veramente è stato veramente un delitto, un po' come anche a Treviglio nel finale, ne ha sbagliati decisivi. Sicuramente deve stare attenta all'Andrea Costa, e infatti Coach Sticchi prova di nuovo col proprio totem. Riceve Rice, la buonissima difesa di Amoni che gli preclude lo spazio di tiro. 6 secondi per andare alla conclusione. Miller con difficoltà, molto involuto l'attacco di Verona che perde un altro pallone. Verona veramente con tante difficoltà in attacco in questa fase. Fuori Amoni, accompagnato dagli applausi del pubblico. Rientra in campo Michele Maggioli. Ora Imola ha decisamente un quintetto con tanti punti nelle mani. Bisogna dimostrarlo perché le percentuali al tiro sono chiaramente calate, anzi precipitate. 9 su 21 per l'Andrea Costa in questo momento, che però funziona molto bene a rimbalzo totale. Appena un rimbalzo offensivo concesso alla Tepvenis. Però bisogna ritrovare i punti contro questa ottima difesa di Crespi, che era stata un po', come dire, intontita dal grande inizio Andrea Costa, ma ora si è un po', come dire, irrobustita. Va per le terre Prato, il fallo in attacco sanzionato al giocatore di Buenos Aires contro l'ottima difesa da parte di Andrea Michelori. A 5 minuti abbondanti dall'intervallo lungo, un commento anche da Luca Monduzzi del Resto del Carlino. Buonasera a tutti, è stato davvero ottimo l'inizio di Imola, soprattutto in fase difensiva nel corso del primo quarto, raggiungendo anche un vantaggio sulla doppia cifra che, diciamo, per quello che si è visto in campo avrebbe anche meritato di portare almeno alla fine della prima frazione. Chiaramente il talento di Verona e anche il fatto che molti dei canestri del recupero siano stati siglati da giocatori provenienti dalla panchina. Adesso ricordiamo che lo stesso Rice, il secondo americano, entra dalla panchina, fa capire quanto comunque sarà difficile, ci sarà da lottare. E Imola comunque ha ottenuto anche in questo caso una serie di canestri da parte di molti suoi elementi, questo a testimoniare come la concentrazione sembra esserci da parte dei giocatori, che in ogni caso comunque sono ancora avanti, stanno tenendo avanti, non si sono lasciati andare dopo il recupero di Verona. Dunque c'è un time out richiesto da coach Crespi, dunque le due squadre si prendono un po' di riposo. 4 minuti e 40 secondi, Imola continua a comandare ma appena di 2 punti, 26-24. Squadra quella veronese che ha passato negli ultimi anni una lunga serie di vicissitudini, la squadra veronese che a cavallo degli anni 90 e 2000 fece molto bene con una vittoria anche in Coppa Corac, fallì nel 2002, fu rifondata nel 2007 partecipando per alcuni anni alle serie minori, poi dal 2010 con il titolo acquisito da Pavia è riuscita a ritornare in Lega 2 cambiando anche denominazione sociale. Poi sono arrivati importanti risultati come quello dell'anno scorso, quando nel campionato Gold la squadra allora allenata da Ramagli
vinse la regular season dopo aver trionfato in Coppa Italia di categoria, però nei quarti di finale playoff per la promozione in A1 venne clamorosamente eliminata da Agrigento e dovette così rinunciare ai propri sogni di gloria. Verona, che negli ultimi 6 anni ha sempre partecipato ai campionati di Lega 2, insomma Lega 2 Gold A2 Girone Est, chiamatelo un po' come volete, insomma nella seconda serie cestistica nazionale. Si riparte con la rimessa Imola, ricordiamo 4 minuti e 40 secondi, con De Nicolao che prende il lato sinistro del proprio attacco, tallonato da Michelori. Si va ancora fuori con la circolazione di palla che va sull'attacco, doppio di marcatura su Michelori, con difficoltà va dentro Prato, alza la parabola, gran canestro di Patrizio Prato con il fallo di Daros, grandissimo cesto da parte di Patrizio, il miglior modo per mettere i primi 2 punti dell'incontro. Bravissimo Prato, perché ricordiamolo, Patrizio negli ultimi 2 giorni non si è allenato per un problema alla schiena, e poi soprattutto in questo caso era stata bravissima la difesa di Verona a chiudere Maggioli e a raddoppiarlo e non farlo andare in post alto come era successo in precedenza per tirare, visto che ha il tiro molto morbido. Patrizio Prato ha letto molto bene, ha provato la penetrazione e ha subito anche fallo, buon per lui. Bene adesso anche la difesa a tutto campo dell'Andrea Costa, nonostante il caldo sta sprecando tantissime energie Imola. Rischia l'infrazione di 8 secondi la Tedvenis, per un soffio riesce a portare il pallone oltre la propria metà campo, la stoppata di Maggioli, peccato che non ci sia il recupero. Michelori va a segnare i 2 punti che riportano sotto la squadra di Verona. 29-26 attacca ancora Imola con il fallo subito da Patrizio Prato. Quanto è importante Prato per questa squadra? Crespi comincia un po' a innervosirsi contro la decisione arbitrale e Crespi, la sua mimica è sempre di quelle importanti. Si è visto un paio di siparietti anche in precedenza con i suoi giocatori, soprattutto qualche urlo che molti giocatori infatti lo subiscono anche psicologicamente durante gli allenamenti, perché è un allenatore sicuramente di grande temperamento, che urla tanto, però è anche uno dei pochi insegnanti veri e fondamentali di pallacanestro che sono rimasti. Il lunetta Patrizio con 2 tiri liberi, segna il primo. A 3:41 va anche il secondo di Prato. Quinto punto, Tedvenis che in questo frangente è in campo con Saccaggi, Daros, Rais, Michelori e Cortese. Mi piace molto questa difesa di Imola che sporca tanti palloni e va con costanti raddoppi. È un'Imola che, come hai detto tu Alessandro in settimana, è stata un po', come dire, rimbeccata da Domenicali per effetto di quanto di brutto visto in quel di Castellanza. Difesa zona fronte pari per l'Andrea Costa, prova a buttarsi dentro Saccaggi, altra infrazione per la squadra ospite con questa linea laterale pestata per la seconda volta. Sono 6, pensavo qualcosa in più, le palle perse di Verona. 31-26, trasciniamo verso la fine del primo tempo. Ecco Leonard Washington ancora alla ricerca del suo primo canestro dal campo, ma ci pensa Prato a prendersi le responsabilità. Altro errore per Imola dall'arco, aveva cominciato con 3 su 4 l'Andrea Costa, poi ha sbagliato le ultime 7 conclusioni. La squadra di casa si prende la tripla storta, Rais, tiro che non prende neanche il ferro. Non mi ha impressionato molto fino a questo momento il numero 24 della Tedvenis, il giocatore nativo di Champaign dell'Illinois. Come detto, giocatore uscito dal college proprio in estate. Urca perde palla a Saccaggi, extra possesso per Imola.
con Carvel, si butta dentro, si arresta e tira galleggiando all'indietro. Numero di altissima scuola per Carvel Anderson, con la sua solita morbidezza mette il suo 8º punto dal campo. 33-26, lentamente all'MLM, Imola torna più 7. Sì, sta provando di nuovo a riprendere l'inerzia in mano l'Andrea Costa. Veramente tanti tatticismi in questa partita che cambiano ogni azione praticamente. A seconda degli attacchi che vengono chiamati dalle due formazioni, i due allenatori in settimana hanno lavorato veramente tanto. Si vede sicuramente dalle difese a zone sulle rimesse, a seconda di dove finisce la palla, i propri ragazzi sanno che cosa devono fare. Agli attacchi a tutto campo dell'Andrea Costa, anche Carvel Anderson in quest'ultima azione sto bravissimo a leggere l'azione, sanno che lui di solito tende a non andare fronte canestro, e invece è stato bravissimo a differenziare le sue azioni e a fare un bel canestro praticamente dalla linea del tiro libero. Grande recupero di Michelori che si avventa in palleggio. L'assist per Miller dall'arco, errore di Miller che non riconosciamo in queste sue percentuali di tiro molto scentrate. Sbaglia anche Cortese, buon momento per Imola che va in contropiede con Carvel, prende la stoppata da parte di Daros, bravo De Nicolao a rimorchio, tentativo di tappin volante, fermato dal fallo della difesa. Imola c'è, 33-26, Verona ha perso la bussola. Direi anche fino a questo momento poco incisivi i due americani. Assolutamente sì, sicuramente la formazione veronese si deve aspettare di più dai propri americani. Anche oggi non stanno sicuramente dando tanto alla causa, ma purtroppo per la Terzeni su una costante di questa stagione. D'altra parte invece c'è da dire che l'Andrea Costa anche nelle sconfitte, Legnano a parte, ma contro Mantova sicuramente sì, Imola ci ha dato tantissimo, poi ha sbagliato anche tanto, però l'impegno in campo c'è sempre stato. E questa è la cosa più importante, ci deve essere impegno e anche una certa tensione agonistica positiva in campo. Prende la tripla Spanghero, altro errore da parte di Verona che veramente sta fallendo di ogni in questa fase dell'incontro. Verona che era tornata a -1 sul 25-24, ora il parziale aperto è di 10-2 per Imola. Siamo all'ultimo minuto di gioco del primo tempo. Carvel nell'angolo lato destro dell'attacco ribalta, passaggio molto rischioso, la intercetta Miller che poi va fino in fondo, c'è Maggioli a chiudergli lo specchio ma irregolarmente. Miller andrà in lunetta per 2 tiri liberi a 56 secondi dall'intervallo lungo. Difesa di Imola molto intensa ma anche molto pulita, mi faceva notare Alessandro, perché la squadra ospite ha tirato appena 2 tiri liberi, si accomoderà un'ilonetta per il numero 3 e il numero 4. Imola invece è molto più brava ad attaccare il canestro, 12 tiri liberi già tentati, di cui 10 realizzati. Imola che continua a giocare molto bene per la difesa del canestro, 20-14 a rimbalzo. Alessandro. 3 su 13 anche da parte di Verona da 3 punti, sicuramente questo si fa sentire. Adesso Imola è a +9, 35 punti, sicuramente non è una partita molto spettacolare, ma quello ce lo aspettavamo anche alla vigilia, perché Imola ha fatto il primo girone di andata, sicuramente ha fatto divertire tantissimo il proprio pubblico. La seconda nel girone di ritorno invece solamente con Treviso qui al Pallaruggi si è visto tantissimo spettacolo, anche in altre vittorie, ad esempio mi viene in mente Iesi, non è stata così pulita, così limpida a livello di gioco, sto parlando. Questa sera anche Imola sta facendo comunque la sua onesta partita, anche perché Verona è comunque una signora squadra. Ricordiamolo che Imola all'andata vinse in quel di Verona facendo tantissima pressione a tutto campo, come sta facendo proprio questa sera contro la formazione di coach Crespo. Il lunetta Miller, come detto, uscita da Florida State fra il 2010 e il 2014, giocatore con tantissimi punti nelle mani, arrivato a Iesi l'anno scorso con
un biglietto da visita importante, ne segnò 43 l'esordio contro Brescia, chiuse con 26 punti di media, poi 8 gare in quel di Torino, chiamato a sostituire l'americano Devion Berry, la promozione per Torino con quei 14,5 punti di media di Miller che poi ha cominciato nel capoluogo piemontese, 8,8 punti di media dopo 21 gare, e poi il 17 marzo, dunque meno di un mese fa, l'approdo in quel di Verona. Miller segna appena uno dei 2 tiri liberi, Imola di là con 8 di vantaggio, dentro fino in fondo a segnare 2 grandissimi punti Carvel Anderson, che arriva a quota 10 sono anche i punti di vantaggio di Imola, che deve provare a difendere questa dote, che non è massimo vantaggio ma quasi, perché Imola ha raggiunto il più 11 sul 22-11. Ultimo attacco per la Tezenis, che ha ancora 7 secondi per andare al tiro. Miller elude il raddoppio difensivo, va fino in fondo a provare la schiacciata, solo il fallo di Amoni impedisce il gran gioco spettacolare del numero 44 della Tezenis. Ha provato una giocata da top 10 Ian Miller. Ricordiamolo che Ian Miller ha giocato anche qualche partita in Serie A con Torino in questa stagione, quindi è abituato comunque a questi palcoscenici e anche molto più prestigiosi. Lo scorso anno ha vinto il campionato con Torino, sicuramente non gli è andata benissimo a livello di Serie A, ma è un giocatore che i numeri ce li ha, quindi bisogna fare attenzione in casa Andrea Costa. Miller riporta meno 8 Imola, che ha la possibilità comunque di allungare negli ultimi 10 secondi e andare, perché no, all'intervallo con una decina di punti. Vediamo un po'. Va Carvel che si prenderà la sua conclusione, step back, tiro molto difficile di Carvel con la mano in faccia di Riccardo Cortese. Non ci possiamo lamentare però, perché il primo tempo finisce con Imola che segna 37 punti, non pochi, e soprattutto tiene Verona a 29, dunque più 8 per Andrea Costa, ma la gara è ancora tutta da giocare. Noi ci ritroviamo fra qualche minuto per il secondo tempo di Andrea Costa Imola, Tezenis Verona. Eccoci qua per il secondo tempo, terzo quarto di Imola-Verona. Ricordiamo penultima giornata di regular season 2015-2016, campionato di Serie A2 Est, l'ultima gara interna di Imola, che poi chiuderà domenica nella facile partita di Matera contro una squadra retrocessa che sta perdendo praticamente tutte le gare, e insomma ipotizziamo che sarà una gara non difficile per l'Andrea Costa, sicuramente molto più facile di quella di questa sera. Imola però l'ha interpretata molto bene fino a questo momento, 8 punti di vantaggio, 37-29, Imola sempre avanti, raggiungendo anche il più 11 sul 22-11 del nono minuto. Si riparte con il pallone in possesso di Imola, che va con lo starting 5, ovvero Sabatini, Anderson, Hassan, Maggioli e Anderson. Dall'altra parte ci sono Miller, Saccaggi, Daros, Cortese e Michelori. Si va con Anderson che attacca il canestro, poi l'ottimo assist per il giocatore che aveva aperto le danze per Imola con 6 punti in fila. Arriva a quota 13 Maggioli, che non deve fare altro che appoggiare l'ottimo assist. Miller dall'altra parte ne mette 3. Verona attende i punti dei 2 americani, Miller ne aveva fatti 9, ma soprattutto Rice appena 4. Miller è il giocatore che ti può cambiare la partita. Vediamo se l'intenzione sarà quella di farlo, e soprattutto vedremo se la difesa di Verona sarà quella che per un certo momento era riuscita ad offuscare il cielo di Imola, oppure se sarà quella invece un po' più, come dire, permissiva di larghi tratti dell'incontro. Va a dire però che Imola ha giocato veramente molto bene in attacco per larghi tratti. Perde palla Maggioli, immagino per infrazione di passi, non ho visto la scelta arbitrale. Saccaggi semina scompiglio da Michelori a Cortese, che è una tripla aperta. Cortese ne mette 3 in un amen, torna a meno 4 Verona. Sì, Verona è partita col piglio veramente giusto in questa ripresa, 2 triple, vedete adesso Norman, sì. Imola invece non riesce ad attaccare bene. Prima avete visto Maggioli che è stato difeso veramente bene da Michelori, e in questo caso
Il caso precedente sulla difesa zona, Imola ha provato a bucare la retina, ma non è andata bene. Meglio è andato invece in questa azione, avete visto, errore degli avversari, è tutto facile per l'Andrea Costa con Verona che si è completamente addormentata in difesa. Miller fuori per Daros che gli ritorna la palla, mismatch favorevole. Daros non attacca Maggioli, gli tira una tripla in faccia, non proprio la scelta migliore. Poi però a canestro, sotto canestro, Maggioli non c'è e a rimbalzo d'attacco l'esperienza di Michelori si fa sentire, ne mette 2 Andrea Michelori, andrà anche in lunetta per il tiro libero aggiuntivo per effetto del fallo di Carvel Anderson. Andrea Michelori che, come detto, ha giocato sempre in A1 in tutta la sua carriera, nei 19 anni in cui ha giocato fino alle giovanili di Milano, giocatore che è stato allenato anche in passato nelle giovanili da Crespi, ha sempre voluto giocare con il suo allenatore che l'ha lanciato, giocatore che nel 2006 ha partecipato ai mondiali con la maglia italiana, sfidando il Dream Team. Poi per lui anche tantissime esperienze con l'Eurolega, ultima quella con Siena nel 2011-2012. Si arrampica Maggioli, ne segna altri 2, allora è la gara di Michele Maggioli che arriva a quota 15, a memoria il suo high stagionale, poi il recupero di Sabatini, frutta il 6° punto per il giocatore bolognese e un amen. Imola passa dal +3 al +7 con queste 2 ottime cose da parte prima di Maggioli, poi di Sabatini, ricacciata indietro Verona sul 45-38. Miller, il fallo in uscita sulla difesa di Leonard Washington, un Washington stranamente, come dire, impalpabile in attacco, ha lasciato fare gli altri. Sì, molto silenzioso questa sera, si è preso meno tiri del recente passato, anche in difesa ha avuto un paio di dormite, soprattutto nel secondo quarto, però è un giocatore che io lo vorrei sempre in campo a dare manforte ai compagni. Riceve Daros contro la manona di Maggioli, a rimbalzo c'è sempre lui. Leonard Washington, solo 3 rimbalzi offensivi concessi da Verona, concessi a Verona, pochissimi in una gara dove Imola ha il pieno controllo delle planche. Bene così, Sabatini molto ispirato, prova a sfidare Cortese, si riparte fuori, la vuole Hassan per la tripla, corta, solitario Cortese a rimbalzo, ma c'è ancora Sabatini a recuperare il pallone. Il preziosismo di Gerardo Sabatini questa sera, un paio di recuperi di quelli importanti. Imola 7 di vantaggio, bisogna incrementare dentro Anderson, la perde Carvel che si sta un po' perdendo nelle pieghe della partita. Fallo di Maggioli, fallo evitabile, vediamo, è il 3° fallo di Michele Maggioli. Brutta notizia per Imola perché finora è il giocatore con il maggiore fatturato offensivo. Imola che con Maggioli in campo ha sempre fatto bene stasera. Sì, ha dato molto fastidio agli avversari che non hanno comunque, avendo ceduto Cicocco, non hanno un centro così alto e così di peso, quindi stanno facendo molta fatica con lui in campo sia in attacco ma anche in difesa. Tiro centrato da Verona, Washington ancora, si erge per conquistare la carambola. Imola di Lama, bisogna segnare ora nel momento di abulia della Tezenis che corre ai ripari con Rice in campo. Qui il fallo di Cortese nel tentativo di impedire la ricezione di Leonard Washington. Ricordiamo anche il trio arbitrale chiamati a dirigere questo incontro. Sono i signori Ursi, Longobucco e Kersicla. Luca Monduzzi. Imola ha iniziato un pochino male, o perlomeno diciamo ha iniziato meglio Verona. Miller e Cortese con 2 triple fondamentali che potevano dare il là al recupero, ma in questo caso Maggioli ha continuato con
con la sua mano morbidissima, insomma, come hai sottolineato tu, insomma, 15 punti, sicuramente sta proseguendo e ha ritrovato il tiro che con Manta sicuramente gli è mancato. E aggiungiamo anche un Sabatini che è molto prezioso in diversi recuperi importanti. Questo a Imola in questo modo è riuscita a ricacciare indietro il piccolo break che stava cominciando a costruire Verona e sta continuando in questo momento a tenere in mano la partita. Probabilmente Verona ancora non sta dando il 100% che è quello che potrebbe dare sul campo, anche magari al tiro. Alcuni protagonisti, sottolineiamo Rice che in questo momento è entrato dalla panchina, sta un po' mancando, ma Imola in questo momento è molto in forma e questa tripla di Anderson usciti dal time out conferma come Imola non abbia perso l'inerzia che aveva prima della pausa. Clamorosa tripla di Carvel, delle sue, ricezione e poi rilascio immediato della palla buttandosi all'indietro. Imola qui scava di nuovo il break, più 10 Andrea Costa, 48-38. Rice contro Carvel Anderson, si butta dentro, arriva l'aiuto di Leonard che si arrampica per tentare la stoppata, segna Rice il suo 6° punto e ci prova ancora Carvel, la tripla con il fallo di Rice. Andrà in netta per 3 tiri liberi Carvel, che è il 5° tiratore di liberi del campionato. Comincia la girandola di cambi di Ticchi. Dopo 5 minuti fuori Michele Maggioli, accolto dagli applausi convinti del pubblico del Pallaruggi. Michelone fin qui 15 punti con 6 rimbalzi e soprattutto 6 su 7 al tiro, mentre va il primo tiro libero di Carvel. Questa sera precisissimo, alla sua manona morbida, questa sera dell'Andrea Costa serve tantissimo. Infatti il momento di defiance dell'Andrea Costa è stato soprattutto quando lui era a sedere a rifiatare nel secondo quarto. Ora anche il pubblico sta riprendendo un pochino di fiato. C'è un aneddoto da raccontare. Poco prima del riscaldamento delle squadre, questa sera, questo pomeriggio, Carvel era qua e provava, passava il pallone e provava il tiro che ha poi realizzato dall'angolo in precedenza. Imola si addormenta su questo però canestro di Miller che va fino in fondo, praticamente con un coast to coast ad appoggiare in layout il suo 14° punto. Carvel qui vuole la palla, è in chiara transagonistica, rischia di perderla Carvel, poi passa il pallone nelle mani di Amoni che finta il tiro. Cosa fischiano gli arbitri? Il fallo di Riccardo Cortese, terzo fallo anche per il giocatore centese. Abbiamo varcato la metà del terzo quarto, Imola ne ha 9 di vantaggio sul 51-42. Sabatini vuole Carvel, eccolo qua, servito, arriverà il blocco di Amoni e invece si va da Gerardo Sabatini che serve un'ottima palla per Leonard Washington che sullo scadere del 24 secondi va a perdere la maniglia e sfuma così la possibilità di raggiungere il massimo vantaggio per Imola. Bellissima però anche la lettura di Sabatini con tutta la difesa praticamente dalla linea dai 3 punti a chiudere il tiratore, sia San che Carvel Anderson dall'unico lato. Sabatini ha provato a penetrare, c'era stata la difesa sicuramente non perfetta da parte di Verona a rientrare su Washington, peccato che probabilmente col sudore gli è scivolato il pallone. Altro rimbalzo di Washington, Carvel si butta dentro, tira dai 5 metri cadendo all'indietro. Hassan come Lone a rimbalzo riesce a spuntarla. Da Ross non controlla, extra possesso Imola. Fuori Cortese, va dentro Saccaggi. Sempre 9 di vantaggio per Imola, con Verona che usa moltissimo il tiro da 3 punti, centrando però molte conclusioni. Non che Imola stia facendo meglio dall'arco,
Sabatini, ottima torsione, poi però il canestro lo beffa. Daros rifiuta la tripla, va su linea di fondo. 2 bellissimi punti da parte di Matteo Daros. Peccato Imola, 2 o 3 occasioni sprecate per poter arrotondare il vantaggio. Peccato veramente per l'Andrea Costa, perché era stato veramente bravo ancora Sabatini in questo caso a leggere molto bene la difesa, e poi però purtroppo ha sbagliato un tiro che era anche piuttosto facile, ovviamente facile per noi che siamo qui a commentare, ma quando sei lì sicuramente non lo è. Poi purtroppo si è trovato in un mismatch difensivo e lì è stato bravissimo anche lì Daros a mettere il pallone comodo, non è arrivato l'aiuto difensivo. Guarda, le ultime 2 azioni sono la perfetta testimonianza di come in questo gioco alla fine, se non la metti dentro, puoi giocare bene, avere delle buone iniziative, ma se non la butti dentro, rimetti tutto in discussione. Imola ha fallito praticamente 3 rigori, uno dopo l'altro. Verona si riporta a -7 palle in mano. Puoi avere l'atteggiamento positivo finché vuoi, puoi avere dei tiri anche da libero, facili, puoi giocarla benissimo in attacco, letture perfette come quella di Sabatini in precedenza, però poi se non fai canestro, questo si chiama pallacanestro proprio per questa ragione. Ora bisogna provare allora a stringere ancora di più in difesa per tamponare le proprie magagne offensive. Va a sbagliare il proprio canestro Ricci, che però avrà la possibilità di capitalizzare 2 tiri liberi. Giampaolo Ricci alla grande di 202 centimetri, classe 1991, come detto arrivato in stagione da Casal Pusterlengo. Già 6 punti per Francesco Ricci. Ricordiamo da una parte i 16 di Anderson e i 15 di Maggioli, unici in doppia cifra per Imola. Dall'altra parte Miller 14, poi punteggi molto distribuiti a partire dagli 8 di Michelori e i 7 in questo momento di Ricci, che dunque il terzo marcatore della propria squadra. Torna a -5 Verona, che ovviamente, come nel DNA del suo allenatore, non si dà mai per persa. 5 di vantaggio per l'Andrea Costa, 51-46, a ritornare a segnare, questo è l'obiettivo dell'Andrea Costa, rinforzata anche dall'innesto di Prato, uscito dalla panchina al pari di De Nicolau. Proprio Prato si prende questa iniziativa, mano sinistra, crea Patrizio Prato, non si sa come, 7° punto per il Gauch. Sarà un caso, ma da quando è uscito Maggioli Imola ha fatto molta fatica, a parte in queste ultime 2 azioni, che dove anche Carvella ha recuperato questo pallone. Ottimo anche il fallo subito, ha rallentato un po' la sua falcata e ha preso anche un fallo subito. Bravo Carvelli in questo caso. Però stavo dicendo, sino a 2 azioni precedenti Verona era tornata a -5 anche per via di Maggioli, che è uscito con 3 falli. Imola in possesso di palla, Amoni in punta, poi Carvel vuole Washington, non lo trova, allora si riparte come sempre da Patrizio Prato, che proverà a creare ancora, balla sul piede perno, ci riprova, questa volta il pallone si spegne sul ferro. Buon tentativo comunque di Patrizio, e dall'altra parte sbaglia ancora Daros la tripla. Un'occhiata alle percentuali da 3 punti della squadra ospite. Imola tira col 4 su 15, sanguinoso il 5 su 20 per la squadra veronese, che sta, come detto, abusando delle triple. Pensate, ha tirato 22 volte da 2 e ben 20 da 3 Verona. Amoni prova a inventare, bruttissima azione Imola con Washington che va a perdere il pallone per effetto dell'infrazione di 24 secondi. Si è involuta Imola in attacco. Sì, ma anche, bisogna dare i meriti anche alla difesa ospite, che comunque ci sta dando veramente forte, sta praticamente cambiando su tutti i giocatori e sta facendo una pressione veramente forte, e non solo su Carvel Anderson, ma su tutti i giocatori dell'Andrea Costa. Ancora per linee perimetrali Verona con la tripla di Miller.
ma non inverte la tendenza, continua a strappare i rimbalzi Leonard Washington, che arriva a conquistare la 6ª carambola. Dentro fino in fondo Prato, perde però la maniglia. Eccola l'utilità di Leonard Washington, che prende il pallone vagante. 7 secondi, bisogna andare alla conclusione. Ecco Carvel, prende un paio di falli, va fino in fondo. È sempre lui, Carvel! 18 punti per lui. Questo giocatore deve tirare assolutamente di più, perché è il giocatore che ti fa la differenza. La recupera De Nicolao, va con il passaggio no look per Patrizio Prato. L'assist di De Nicolao, che guarda da una parte, serve il pallone dall'altra. Grande cosa in contropiede di Imola, che riacquista 9 punti di vantaggio. E grande azione difensiva anche di Washington, che si è fermato e ha tentato di prendere lo sfondamento. Gli arbitri in questo caso non hanno pensato di fischiare, ci poteva anche stare, ma hanno fatto bene comunque a lasciar giocare. Bravissimo De Nicolao, che era sull'azione difensiva, e altrettanto bello il passaggio. Verona però deve tornare più velocemente in difesa, non può a ogni errore, a ogni palla persa perdere il proprio uomo e non rientrare in difesa. Minuti, anzi secondi di riposo concessi da Ticchi ai due americani. Ultima azione per Verona, forse falli su Rice, non fischiano gli arbitri, e allora Imola può andare fino in fondo. Attenzione con la palla del possibile massimo vantaggio, andrà fino alla fine Imola, che ovviamente congela il pallone nelle mani di Patrizio Prato, che comincia l'azione fuori per De Nicolao. 4 secondi per il tiro, Norman Hassan, tiro scentrato che va a finire solamente contro il tabellone, non viene premiata la conclusione di Norman. Imola comunque incrementa ad ogni quarto il proprio vantaggio. Erano 6 dopo i primi 10 minuti, erano 8 all'intervallo, e ora a 10 minuti dalla fine Imola conduce 57-46 con 11 punti di vantaggio, il massimo vantaggio eguagliato fino a questo momento. Tanta esperienza per la squadra ospite, insomma Saccaggi solamente 24 anni, ma ha fatto tutta la trafila dalla Lega 2 alla 1 con Pistoia, dove ha giocato nella stagione 2012-2013. Abbiamo detto di Cortese, i suoi 30 anni, ma svariate esperienze in Serie A1, di Michelori, delle sue 19 stagioni. Michelori giocatore che va per i 38 anni. Daros, giocatore che la 1 l'ha vista da giovanissimo, a 18 anni con la Virtus Bologna, poi tante esperienze nella Lega 2 che conta. L'anno scorso in Gold 12,3 punti a partita con 7,3 rimbalzi a Barcellona. E Spanghero, giocatore che con Trento ha vinto praticamente tutto, e giocatore delle 3 promozioni con Trieste e la doppia con Trento negli ultimi 4 anni. Dunque, nomi alla mano, questa Verona doveva essere un po' la mazza campionato assieme ai propri corregionali di Treviso. Poi la storia ha detto diversamente. Saranno Treviso e Mantova a giocarsi la leadership della girone est della A2, e Verona ha 10 minuti per provare a raggranellare le ultime speranze playoff, che si contende con un nugolo di squadre, tra cui Trieste, Ravenna e Bologna. Partito l'ultimo quarto, ultimi 10 minuti dell'incontro, con un'altra tripla scentrata dalla squadra ospite che proprio da 3 punti questa sera non ci prende. Per fortuna per Andrea Costa che le polveri sono veramente molto bagnate. Anche in questo caso aveva fatto un buonissimo blocco, aveva sfruttato il blocco, il tiro ci poteva stare anche se all'inizio dell'azione, ma evidentemente
non è serata. 2 punti di Amoni con la mano mancina, primi 2 dell'incontro. Massimo vantaggio Imola, 59-46 a 9 minuti. Comincia a farsi molto interessante questo vantaggio, anche perché la gara vive di un punteggio molto basso. Cortese nel frattempo prova la sua conclusione, ma Cortese questa sera molto negativo, appena 6 punti e tanti errori per il giocatore con la maglia numero 13. Maggioli ribalta per Norman Hassan, la tripla di Norman Hassan. Time out obbligato richiesto da coach Crespi. Questa è l'Andrea Costa che abbiamo ammirato per quasi tutto il campionato. Più 16 Imola su Verona. Ti faccio un quesito, non so se ti sei accorto chi è rientrato all'inizio dell'ultimo quarto. C'era Maggioli in campo e la palla si è mossa in maniera sublime, e in questo caso si è per fortuna messo questo tiro anche Norman Hassan. Buon per Imola, più 16. Ora però non bisogna abbassare la testa, bisogna continuare a giocare, anche perché bastano comunque 2 triple e può salire su tutto il Pallaruggi la paura, come è successo magari anche in altre occasioni. Di conseguenza Imola deve andare avanti, deve continuare a giocare questa partita e ovviamente se vinci questa sera sei definitivamente dentro i playoff. Imola manca da ben 10 anni dai playoff, dicevamo anche in precedenza, dall'anno di Demiscavina. È un po' presto per dirlo, ci sono ancora 8 minuti da giocare, tutti in apnea, concentrati, però siamo a buon punto. Certamente è incredibile pensare che Imola non partecipi ai playoff da 10 anni, però è incredibile anche pensare che in soli 2 anni siamo passati da quella tremenda esperienza con quell'ultimo posto con coach Esposito a 2 campionati direi di buonissimo livello, soprattutto quest'ultimo. 8 minuti e 33 però rimaniamo in partita con Verona a meno 16. (62-46). Miller, pallone nelle mani di Spanghero, non si è visto questa sera ma al pari di molti suoi compagni. Robaccia dell'ex Trentino che poi va a spendere un fallo di frustrazione. Verona sembra essere veramente sulle gambe, mentre ovviamente qui si va a vedere anche un po' quello che succede negli altri campi, perché Imola oltre ad aspirare ai playoff ha ancora matematicamente la possibilità di arrivare al 4° posto, che vorrebbe dire vantaggio del fattore campo nel primo turno playoff. È ovvio che la corsa Imola la deve fare su Roseto, che insomma è protagonista di un girone di ritorno assolutamente strabiliante. 62-46, 16 di vantaggio. Un commento anche da Luca. Imola sta continuando a sfruttare gli errori al tiro di Verona, che forse anche in questo momento sta anche un po' perdendo di fiducia. Probabilmente è uno dei talloni d'Achille che hanno accompagnato anche la squadra veronese in questa stagione. Le difficoltà forse anche a tirarsi su davanti alle difficoltà in partita hanno anche prodotto un campionato sicuramente al di sotto delle aspettative per Verona. D'altro canto Imola in questo caso ha ritrovato percentuali al tiro buone dopo quelle che non hanno certo accompagnato bene le gare con Mantova e con Legnano, e ha anche ritrovato anche una certa, al netto di qualche errore che abbiamo visto soprattutto nel terzo quarto, ha ritrovato anche una certa cattiveria e quindi capacità di saper approfittare delle difficoltà di Verona e allungare nuovamente. In questo caso i 2 punti di Amoni allungano ancora il massimo vantaggio, che ora è sul 64-46. Eh sì, con Imola che ha un parzialone aperto di 13-0 dal 51-46. Imola ha messo la freccia, 18 di vantaggio a 7 minuti e 28 secondi. Quando arriva il 4° fallo di Michele Maggioli, che manderà in lunetta Andrea Michelori.
Sembra ovviamente una montagna ora da scalare per la squadra ospite. Bronzo ai Giochi del Mediterraneo del 2001. Questo è il suo alloro più importante raggiunto con la nazionale, con cui, come detto, ha giocato anche nel Dream Team, contro il Dream Team nel 2006. Fa 0 su 2 Michelori, che poi però recupera e va dall'altra parte a schiacciare il suo 10° punto con l'intervento di Hassan al limite. Spezza il parziale aperto di 13-0 l'Andrea Costa, anzi Verona. Fuori Hassan, rientra in campo Carvel. A 7 minuti e 7 secondi, direi la chiusura di campionato in casa più degna dell'ottima stagione disputata, quella dell'Andrea Costa. Nel frattempo discorsetto di Ticchi ad Hassan. Bel contropiede intanto di Verona con il fallo di De Nicolao. Bello il passaggio schiacciato fra connazionali americani, da Miller a Rice che si accomoderà in lunetta per 2 tiri liberi per effetto del fallo di Andrea De Nicolao. Rice, che in passato ha giocato anche a football americano, uscito dal college di Illinois, dove ha terminato la sua ultima stagione con 16,5 punti in 30 minuti. Giocatore definito come grande tiratore e penetratore, molto atletico, molto spettacolare. Questa sera però non ha rispettato quelli che sono state le sue credenziali. Rice realizza e torna a meno 14 Verona, 64-50. Peccato questo errore con Maggioli, che ha creato ancora una volta. Non le scopriamo certo questa sera le doti da passatore del giocatore quasi 39enne. Attenzione intanto, fallo di Prato sul tentativo da 3 punti di Miller. 3 tiri liberi per Verona, che si rifà sotto pericolosamente dal meno 18 al meno 14, con la possibilità di andare lenta per 3 tiri liberi. Non è ancora finita. Assolutamente no, ci sono ancora 6 minuti e 20, come ero stato un pessimo profeta in precedenza. Purtroppo i parziali, appena Imola abbassa la guardia, gli avversari con un paio di difese, come è successo adesso, tutto campo, mani addosso, Imola si sbaglia magari un tiro da sotto facile, come è successo anche nel primo tempo, perde poi anche, ha qualche problema anche in difesa. Adesso il coach per fortuna rimette in campo, il coach di Imola ovviamente, coach Ticchi, rimette in campo, abbiamo visto Washington, che sicuramente a rimbalzo è molto importante, può aiutare tantissimo la causa biancorossa. Ticchi si prende qualche istante in più per gestire il proprio time out, tanto continua a parlare nonostante in campo siano già le squadre. Ursi lo invita ad esistere. Ticchi si prende un bel po' di tempo per catechizzare i suoi. Assieme ad Almonte si ritorna con 3 tiri liberi per Ian Miller. Miller per qui 15 punti. Alessandro sta provando ad attivare
la pagina internet con le statistiche, ma diciamo che tra i protagonisti della stagione non c'è la wifi del Palaruggi. Purtroppo in Italia succedono anche queste cose, in tanti palazzetti anche di Serie A non esiste neanche la connessione a internet, comunque ti dicono che c'è ma non si collega nemmeno. Mi ricordo anche all'andata a Verona, nonostante ce ne fossero 3 addirittura, spesso faceva fatica a collegarsi. Purtroppo in Italia si sa che le nostre infrastrutture non sono di primissimo livello, ma qui entriamo in un altro discorso che non ci compete questa sera. In 2 minuti Verona ha messo un parziale di 7-0, ritornandosi sotto. Anderson prova a ricacciarla dietro dall'illusione del canestro, ma il tiro finisce corto. Va fino in fondo Miller, che quando parte in contropiede è una furia. Tra l'altro sempre un po' a rischio tra il fallo in attacco e il fallo in difesa. Miller però si è acceso e questo è un dato di fatto. 3 tiri in precedenza liberi, ora altri 2 e Verona ha la palla per poter tornare sotto la doppia cifra di svantaggio. Imola in campo con i 2 americani ma senza Maggioli, gravato di 4 falli. Lo rivedremo immagino negli ultimi 4-5 minuti in campo. Miller nel frattempo sbaglia un tiro libero, ne aveva sbagliato uno anche nel primo tempo. Urca 0-2 per Miller. Regalone di Verona all'Andrea Costa, che a 5,52 va di là con l'immutato vantaggio di 11 punti. Con calma ora giostra l'Andrea Costa in attacco. Amoni serve Carvel, dentro Carvel fino in fondo, perde la maniglia, ma un intervento pulito sulla palla giudicato dagli arbitri. Saccaggi arresta il palleggio, lo schiacciato per Daros. Ecco Miller, è il go to guy di Verona. Miller arma il braccio di Ricci da 3 punti, altro errore, la va a toccare Michelori, fischiano gli arbitri perché sotto il canestro imolese c'è Ian Miller a terra. (5:14), rifiattiamo un po' anche noi perché la gara continua a essere molto intensa e molto viva. 5 minuti alla fine. Imola però in attacco si è fermata. Servono dei punti. Va dentro Amoni, l'ottimo assist per Leonard Washington, che temporeggia, segna 2 punti, riceve il fallo della difesa. Tutto molto bello, il miglior modo per segnare il primo canestro del campo per la sua maestà dei tabelloni, Leonard Washington. 8 rimbalzi anche questa sera con 2 assist, il minimo indispensabile considerando che ha tirato appena 3 volte dal campo. Sì, questa sera si è un po', diciamo, risparmiato in attacco al tiro, però nel secondo tempo, da quando abbiamo fatto presente che era un po' più addormentato, diciamo, del solito, un po' meno attivo, non addormentato, ha iniziato a prendere dei gran rimbalzi ed è questo che comunque a Kosticki serve. Vedete anche adesso che sporca questo pallone, la palla di Verona in questo caso era proprio davanti ai nostri occhi. Però sì, è fondamentale che Leonard rimanga con la testa sulla partita e che continui anche con le piccole cose a dare il proprio contributo. Ticchi fa un complimento all'arbitro e non era ironico, nel senso che non era facile
vedere questa deviazione per ultima di Washington. (67:53), 4 minuti e 42 secondi sul cronometro, e la perde ancora Verona. Bravo De Nicolau, che però non è riuscito nell'abbrivio finale a recuperare quel pallone fino in fondo. Sì, perché è scivolato fuori probabilmente col corpo e ha toccato la linea laterale, di conseguenza giustamente palla alla Tezenis. (4:33), ora diventa sempre più importante giocare con il cronometro. 67:53. Siamo a 4 minuti e 33 secondi dal ritorno di Imola ai playoff. Dopo 10 anni. Ma anche Verona ha le sue motivazioni. Questa sera sarebbe certamente clamoroso vedere Verona fuori dalla lotta playoff. È una squadra che doveva essere la dominatrice del campionato, e invece questa sera stanno venendo a nudo, venendo fuori tutti i problemi offensivi di Verona, che pensate a 5 su 25 da 3. Sì, assolutamente, questa sera una percentuale veramente pessima dalla lunga distanza. Buon per Imola che sta facendo il suo lavoro, sta riuscendo a stare col naso avanti, pur non facendo comunque una partita, diciamo, clamorosa. All'andata, ad esempio, tutti abbiamo festeggiato, battuto le mani a quest'Andrea Costa, che andò a sbancare il Pala Olimpia in maniera assolutamente clamorosa, nonostante, ricordiamolo, mancavano 2 uomini agli avversari. Questa sera sì, Miller ci ha provato un pochino, ma è stato un po' a luce ed ombre come ha giocato questa Verona. Prato in precedenza, invenzione per lui, bravo anche adesso a recuperare il fallo della difesa. Questo è un giocatore che quest'anno è stata la vera chiave di volta di molte partite imolesi. Tante volte Prato arrivato da sesto o settimo uomo in campo per invertire il trend e guadagnarsi spesso e volentieri falli e conclusione ad alta percentuale. Prato in lunetta sui 16 punti di vantaggio di Imola a 3,38, con la possibilità di arrivare al massimo vantaggio. Sbaglia Patrizio però dalla lunetta, tra l'altro giocatore dalle percentuali molto alte, il Gaucho. E invece fa 0 su 2, sbagliando tra l'altro in maniera identica 2 tiri liberi. (3:36) alla fine, una partita che non è stata bella per nulla, nel senso che abbiamo visto più errori che cose positive, però insomma Imola alla fine i suoi 70 punti li ha segnati, in proiezione arriverà a 80. La tocca Bughi, che devia in calcio d'angolo. Se la ride Ticchi, che sa di aver portato la sua creatura a un grande risultato. Bella cosa di Cortese intanto, anche se a buoi ormai scappati. Tre minuti, continuano però a urlare i tifosi di Verona. Carvel si alza, sbaglia, rimbalzo conquistato da Patrizio Prato, ancora lui esce dalla tonnara per conquistare il rimbalzo. Altri 2 per Patrizio. Il giocatore, anche lui, come altri suoi colleghi questa sera, cresciuti nella Virtus Bologna, o meglio, cominciato la sua carriera in Italia con la Virtus Bologna, poi Avellino, Rieti, Cantù, Imola nel 2010-2011,
poi il ritorno in Argentina e dall'anno scorso nuovamente in terra romagnola. Prato 2 su 2 in questa circostanza, arriva a quota 13. Saccaggi va a prendere il fallo di Washington, partita tra l'altro molto spezzettata questa sera. 71-55, 2 minuti e 37 secondi. E ipotizzando che non accadano sfraceli, Alessandro, andiamo in proiezione futura a vedere cosa potrebbe succedere per Imola ai playoff. Imola che diamo quasi per scontato che possa arrivare o quarta o quinta, e allora si aprirebbero quali prospettive? Sicuramente a livello di quarta posizione. Ricordiamolo che Imola deve andare anche in quel di Matera la prossima settimana, ricordiamo anche che si giocherà di sabato sera la partita in quel di Matera. Imola partirà venerdì e addirittura alloggerà in quel di Bari, in quanto gli alberghi, ci diceva Tommaso Bergamini proprio prima, sono quasi tutti occupati nella città di Matera e non si trovano posti per via del 25 aprile in quel di Matera. Ovviamente, tornando al nostro discorso iniziale, Imola, nell'eventualità che arrivi quarta, sicuramente può incontrare la quinta del girone Ovest. Adesso azzardare chi potrebbe essere la propria avversaria non è facile, in quanto il girone Ovest è ancora più incasinato e complesso di questo. Comunque si potrebbe passare dalla Trapani in Sicilia, cosa che la società sicuramente spera di no, a Siena, e potrebbe essere suggestivo andare a giocare in quel del Palasclavo. 71-57 a 100 secondi da Ross dietro la schiena a cercare non si capisce chi, perché il pallone finisce praticamente all'arbitro di coda. Applausi per De Nicolao, il primo giocatore a prendersi la standing ovation. Immagino che ora Ticchi darà un po' la passerella finale a tutti i suoi giocatori, essendo ormai la gara chiaramente in saccoccia. 7-1, 5-7, Verona fatica ad arrivare a 60 punti, supera invece abbondantemente il 70 l'Andrea Costa. E allora il commento finale da Luca Monduzzi. Sì, a questo punto possiamo arrivare già al finale. Imola ha ritrovato la vittoria, ha rotto il momento negativo seguito dalle sconfitte con Mantova, soprattutto Legnano, l'ultima disastrosa sconfitta. Ora non diciamo cancellata, ma sicuramente il momento è stato, si tira su Imola, ritrova una vittoria importante, la vittoria che vale la matematica certezza dei playoff, con i giocatori ritrovati dopo 10 anni, e quindi questa è un'altra ciliegina in più sulla torta di questa stagione. E a questo punto resta in attesa di definire la sua posizione. Potrà arrivare sicuramente dal quarto in giù. Ora al momento è quinta, vediamo in attesa di come andrà a finire la fila di Roseto, che sta vincendo in quel di Recanati, per cui al momento Imola confermerebbe la sua quinta posizione. In ogni caso, volendo mentre intanto c'è la standing ovation per i protagonisti in campo, volendo tirare un primo bilancio in attesa dell'ultima gara di Matera, sicuramente non possiamo che definire più che soddisfacente, sicuramente ultra positiva per aggiungere aggettivi, la stagione di Imola, che ritrova i playoff e lo fa al solito con la sua pallacanestro, in cui tutti sono stati protagonisti. In questa sera abbiamo visto ritrovarsi Maggioli, ritrovarsi anche Anderson, un Boogie Washington magari non eccesso in fase realizzativa ma importantissimo a rimbalzo. Prato ha dato sprazzi importanti e ha aiutato a costruire break fondamentali, per non parlare della grinta di Amoni, la grinta di De Nicolao, anche alcuni recuperi di Sabatini, insomma i tanti soliti protagonisti di questa Imola che possono sicuramente fare bene anche ai playoff. E dunque Imola dopo 10 anni torna meritatissimamente alla post-season, che dunque non solo il sottoscritto ma praticamente tutta Imola cercava con insistenza da tantissimo. Imola si meriterà l'appendice
post campionato. Intanto standing ovation per i due americani, trascinatori di questa stagione, Leonard Washington e soprattutto Carvel Anderson, che lasciano il posto ai due giovani Foley e Kai, che dunque giocheranno gli ultimi 16 secondi. Un'appendice che quest'anno è ancora più gustosa, perché la prima serie playoff sarà a meglio delle 5 partite. Eh sì, ci sarà sicuramente, bisogna sicuramente vincerne almeno 3 di partite, quindi il massimo si può arrivare a 5 gare in totale. Comunque questa sera Imola ha assolutamente meritato questa vittoria, ha messo veramente la ciliegina sulla torta in una stagione che era iniziata alla grande e poi nell'ultimo periodo, negli ultimi mese e mezzo, qualche scricchiolio c'è stato. E allora finisce 75-62 la vittoria di Imola contro la Tezenis Verona. Da una parte 20 punti di Anderson, 15 di Maggioli, 13 per Prato, 8 a testa per Assane Sabatini, 4 per Washington e Amoni, 3 per De Nicolau. Dall'altra parte 17 di Miller, 10 di Rice, 10 di Michelori, 7 per Ricci, 7 per Da Rossa, 8 per Cortese e 2 per Saccaggi. Che dire, è stata una partita non bellissima, ma una partita che Imola ha dominato dal primo all'ultimo minuto, dominato nel senso che ha sempre avuto il pallino del gioco fra le mani. Era tornata sotto Verona, riuscendo a tornare anche a -5 alla fine del terzo quarto. Poi da lì è stato un monologo biancorosso con la meritata vittoria. Io ne approfitto per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito durante questa annata. Ringrazio Alessandro Salvini e Luca Monduzzi che mi hanno assistito per tutte le telecronache di questa stagione, e ci sarà, come detto, l'appendice con i playoff che partiranno dal 1° di maggio. Si saprà solamente alla fine dell'ultima giornata se Imola li giocherà in casa o in trasferta, o meglio con la Bella in casa o con la Bella in trasferta. Grazie per l'attenzione che ci avete concesso anche questa sera. Da Fabrizio Turrini l'appuntamento ai playoff, dunque fra qualche settimana.